Di quest'anno per il concorso medio dell'anno sono volati, ma scusi se non il tempo che spiego, allora praticamente va rispettato. Noi tutti sappiamo qual è il regolamento per la gara. Andando a stringere, vi dico che bisogna utilizzare solo ed esclusivamente una padella, non è consentito la seconda padella. A me non è consentito riscattare uno o più padelle. Allora praticamente è consentito una lampada con cognac, vodka. Metà estera. No, fermo. Questo altre cose italiane. Sì, perfetto, ma è anche mangiare. Il tempo totale è mezz'ora. Alla fine della mezz'ora praticamente può dare. Oltre quei punti nessuno può dare. Possono fare delle domande al concorrente. Sacratici. Aggiungo. A questo punto direi che tutto quello che è stato detto non diremo più niente, iniziamo perché siamo uno dei giudici che potrà essere il vice gran cancelliere, controllerà la misura. Noi controlleremo anche quelli che sono i coprimarchi, se qualcuno li macchia sicuramente. Allora un attimo, facciamo intanto 10 secondi di ripresa, poi dopo copriamo il sonoro. Intanto io mi chiamo Salvatore Scollo, sono maestro e controllo del ristorante Raffaele assieme ad altri due soci e oggi sono qua a presentare la faraona al Farcita Ragusano. Ho abbinato alla faraona un Bidis, il vino Bidis della della Cate, che è un rosciatore e un'insoria. E andiamo direttamente a presentare il vino, nonché ad aprirlo e fare le tre fasi. Le tre fasi che abbiamo del vino: visivo, olfattivo e gustativo. È un vino che viene passato in barrique nuove per 12 mesi e poi altri 4-6 mesi di affinamento in bottiglia. Alterazioni e deve anche approfondire. Eventualmente. Lei ha ragione. Ma che tal, è giusto. Fare la prima prova visiva. Di un colore giallo-oro intenso, sprigiona dei profumi di fiori del posto, non mi ricordo come si chiama, pazienza. Quel pizzico di salinità che gli conferisce anche la zona dove viene prodotta. Che, vista anche gli archetipi che presenta, questo penso che per il vino abbia detto tutto. Io vado a fare adesso l'abbinamento. Ci sarà il signor Copis che mi farà da c'è scritto nella ricetta, è molto breve. Il lavoro principale di devo andare velocemente, ma ciò non significa che comunque il lavoro che sto facendo qua viene fatto in questo, a prescindere il momento di scherzo che ci vogliamo mettere sopra. Noi siamo sempre in tensione e molto facilmente commettiamo degli errori, così anche come un errore banale, come possa essere un accendino o possa essere la faraona è stata già presentata
precedentemente dissostata, e farcita con della salsiccia, con un ragù bianco che è stato fatto con della salsiccia fresca fregata. La preparazione, la cottura è stata fatta in forno. Io taglio con la sinistra, per cui togliamo la prima parte e andremo a fare le 5 o 6 fettine che ci serviranno . Non sono la nostra. Comunque un precedente questo è applicabile alla carne o al comune, il vitello, il manzo. Sì. E magari abbiamo più una carne, se la mettiamo tipo una lattughella e così via, abbiamo il nostro. Ed aggiungo i ganci di farina. Generalmente anche per questi lavori, per fare il preparato prima, ci affidiamo generalmente anche gli chef. Cioè, in questo caso purtroppo non ho dovuto fare a me. Quello che ovviamente tutti ci aspettiamo quando si è in sala, perché è la parte più scenografa che abbiamo, ovviamente. Vado ad aggiungere la demi-glace. Né sale né pepe. Generalmente verrà completato con una base di, con una purea, più che una base, con una purea di favette e patata. L'ho dovuto fare riscaldare in cucina. Mancano praticamente 6 minuti. Ecco, il piatto è pronto. Sei dentro. Così il famoso piatto è pronto. Intanto chiedo scusa se mi sono dato la sensazione di prendere il piatto tutto questo lavoro, ma come ho spiegato prima, serve soltanto se ci sono responsabili perché c'è per qualsiasi professionista sia. Perché questo che noi facciamo teoricamente, dico, dovremmo farlo con il nostro cliente. Non lo facciamo difficili da poter fare tutti i giorni.
ma sembra che non ci vuole molto, si ha la stessa già in modalità fluida, perché ho avuto questa sensazione di leggerezza, ma non lo è stato. Rosario Fabri, vice cancelliere Ordine Maestri di Ristorazione, questa gara quanto è importante? Molto importante, perché è una selezione affinché nasca fuori colui il quale va in semifinale nazionale, dove la semifinale nazionale si svolgerà a Pestum, per poter cercare di andare in finale. La finale si svolgerà a Torino, per cui sono cose molto importanti per noi metri, per noi siciliani. Che livello c'è secondo questi anni? Ma è un gran buon livello, grazie al cielo abbiamo un gran buon livello, noi metri in Sicilia siamo veramente all'avanguardia, veramente all'avanguardia, ma abbiamo avuto anche un titolo, già un nostro affiliato della Ragusa Sergio Parò che è stato primo metro in Italia. Grazie a lei, tante cose. Arrivederci. Il prossimo concorrente è il signor Mancarella Antonio, che preparerà trancette di galletto tricolore flambé al cogne. A te la presentazione, a te la presentazione del gatto e la presentazione del vino. Buonasera a tutti, sono Antonio Mancarella e sono il maître del Grande Hotel Ortigia di Siracusa. La mia ricerca, insomma, il mio gatto stasera è il galletto tricolore, chiamato tricolore in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, per cui come dire, abbiniamo anche qualcosa alla nostra storia italiana. Sono dei piccoli trancetti che andrò a posizionare dopo aver cotto nel suo fondo di cottura il trancetto e lo flamberò con un cognac. È un datterino, pomodorino di Pachino. Ho abbinato un sirà della Ferro d'Arancio, sempre parlando della zona sud della nostra parte della Sicilia, quindi la parte orientale. Il sirà è un monovitigno, non è tanto alcolico, ha una gradazione di 13 gradi e mezzo circa, va servito a una temperatura circa di 16-18 gradi, è un rosso non molto corposo ma abbastanza persistente. Perfetto. Procede all'abbinamento del bicchiere. Sarà l'emozione per È discutere. un po' sì. Procedo all'abbinamento del bicchiere per quanto riguarda il mesce del vino. Al naso ho sentito un po' di delle spezie come pepe nero, frutti di bosco. Al gusto si sente ancora questo andiamo a seguire il titolo per scaloppare il mio galletto. Uso solo la parte del petto, il compatto.
Naturalmente il galletto è stato già precedentemente cotto dal nostro chef in cucina e con degli ingredienti solitamente nostri del territorio. Perché era cotto il tuo chef, non te? un fondo di cipolletta bianca. Faccio sciogliere il burro poco poco. Nessuna spezia per quanto riguarda la flammatura, insomma il flambage. Che era il fondo della cottura del galletto al forno, dove noi abbiamo ricavato questa salsetta. Vado ad aggiungere i miei trancetti di galletto. Ancora un po' di sale. Ancora un po' di pepe. No, ora no, a mia tua. Questo era Vado a servire il decoupage del piatto con una marmellata di datterino e una marmellata di zucchina verde. Fondo di coriandolo di verdurine. Piatto.
Pensato di abbinare un frappato della Valle della Cate, l'ho messo in frigo una mezz'oretta per abbassarla di 1 grado, portarlo sui 14 gradi. Penso che sia... silicone come al solito, indubbiamente, non c'è bisogno di niente. Posso chiedere perché ha preferito abbassare un po' la temperatura a 14 gradi? Contrasta forte con questo anatra, anche se l'anatra è un volatile grasso, si mangia solo d'inverno, si mangia. Mi aspetto la correzione da parte del maestro. Evidentemente forse per esaltare la freschezza piuttosto che la morbidezza. Chiaramente, essendo un vitigno autoctono nel nostro territorio, è un vitigno che ha delle caratteristiche molto ma molto delicate, è un vitigno che non teme sempre e comunque l'invecchiamento, è un vitigno che sicuramente che quando verrà ad essere consumato, questo tipo di vino, se abbassiamo leggermente la temperatura, visti che i tannini non sono molto pronunciati, non riusciamo praticamente a dare una freschezza e un contenuto per essere abbinato su piatti che sono anche a base di pesce. Un piatto. Qualcuno pensa perché ci metto il tovagliolo davanti, indubbiamente non essendo più giovane, sicuramente ogni tanto mi trema la mano, così non rischio niente. Allora, un punto in più per questa tua innovazione. Abbinatelo tutto in una volta, indubbiamente risparmio io un po' di tempo. Questa volta non l'hai messo il tovagliolo perché ti trema la Te l'ho messo chiaro. un rosso rubì. Chiaro. Scarica. In bocca è il migliore di tutti i momenti, indubbiamente. Di frutta. È fresco in bocca. Mi piace un... Eh sì, cacci cavallo ragusano. Forno a favore. Forno a condizione. Sì. Convenzione a favore. Non ti ho capito. Convenzione, una convenzione. Fortunato che è rimasto intero. Sono rimasto abbastanza compatto, sono felice. Diciamo che lo chef ha fatto un lavoro per bene sotto le tue direzioni. Sappi la cosa, figliolo, che lo chef ha collaborato con me. Bravo, sotto le Ero io che dicevo lo chef quello. Sì, tranquillo Giovanni, dai che Sì, ma preso in mano. anche questo fa parte. Come non sei abituato a fumare per questo? Signora, anche lei si ci mette, 2 contro 1. Mettiamo un po' di olio extravergine di oliva dei fratelli Scollo. Per l'estrosità io lo do. Adesso vado in dirti, signore, scusate, è arrivata mia moglie, mi emoziona. Questo cipollotto. Un rumore ho infilzato un po' una buccia di arancio, anche perché successivamente nel mio piatto viene aggiunto del succo di arancio come tale.
adesso viene, signore, il momento più bello del lavoro, la flambata. Dopo la flambata arriva l'applauso. Vero? No. No. Bisogna vedere, signore, come lei esercita il suo lavoro. Ora sì. Ho voluto flambare prima di aggiungere il succo d'arancio per togliere un po' di grassi. Il succo d'arancio mi serve per riscaldare tutto. Cioè, quelli che suonate la campanella, se finito già. 10 minuti sono... Va bene, va bene. Se no mi picchia. Non è solo. Non è solo. Non è Lo solo. so. Primo. Ha Poi dimenticato. sono stati dei proseliti. Rimasto intero. Metto un po' di spinaci sotto. Come un ghiacciaio. No, ma io ne parlo, lo dico. Kelly e Panta su uno sfondo di terreno in Sasso di Verona, la città di Camelot con questa stanza bellissima. E allora, la vinificazione di questo vino avviene in modo tradizionale, in fermentini termocontrollati per 9 mesi. Adesso andremo ad aprirlo. Non per muffe. Sì, grazie, puoi spiegare anche il vino, me lo lasci. Sì. Posso io fisicamente questo vino tramite l'esame organolettico, quindi visivo, olfattivo e gustativo. Un colore rosso rubino, impenetrabile, diciamo. Al gusto si presenta molto rotondo e corposo. Andremo a vinificare i bicchieri.